far sapere da dove siamo partiti, da cos'era il lavoro, il sacrificio dei campi, la vera e propria trebbiatura, quella che veniva svolta tanti anni fa e che viene svolta ancora tuttora durante la festa. Poi il collegamento con gli esuli è fatto col collegamento con i braccianti che venivano appunto dall'Istria e dalla Dalmazia, e quindi che ci aiuta anche a riscoprire una parte, la nostra storia che è rimasta una ferita ancora aperta con la nostra storia. Però una delle più grandi feste della provincia di Padova, sicuramente la maggiore a livello padovano e forse veneto della trebbiatura, che ripropone non solo quella mostra, ma ripropone gli attrezzi d'epoca, le macchine d'epoca, i landini, i trattori d'epoca, trattori anche che vengono da oltreoceano, una festa davvero unica. È un impegno sia da parte nostra come amministrazione sia con gli amici della trebbiatura che sono volontari, ma è un impegno anche per i cittadini di Campodoro, perché la festa della trebbiatura, giustamente come diceva lei, è l'evento clou, è la festa di Campodoro, è una festa importante che ha una risonanza non solo a Campodoro ma in tutto il Veneto, addirittura a livello nazionale, quindi è un evento importantissimo per noi. Quest'anno festeggiate il 40° anniversario, dunque una festa che ha una storicità alle spalle. Sì, un traguardo importante, è fatto appunto di impegno, il nostro è, come dire, un segnale che si vuole dare alle nuove generazioni per far capire come si lavorava una volta, le fatiche dei nostri nonni e quello che hanno fatto per darci il mondo dove viviamo oggi, che è un mondo di comodità. Il primo weekend è dedicato un po' ai festeggiamenti di nostri 40 anni, per cui abbiamo un momento celebrativo nostro dove andremo a ricordare soprattutto i tanti che non ci sono più, i collaboratori, perché nel mio albo di ricordi tanti non ci sono passati dall'altra parte, per cui avremo una giornata dedicata. Poi chiaramente avremo queste mostre sui braccianti e mostre sugli esuli istriani, e naturalmente serate musicali per i ragazzi, area picnic, area giovani, area gastronomica, cioè cerchiamo di tenere vivo questo interesse, ma soprattutto per far girare la gente sulle mostre. Il grande protagonista della trebbiatura quest'anno in modo particolare vogliamo dare tantissima attenzione a questo, partendo proprio, ricreando tutta la storia della meccanizzazione agricola sulla trebbiatura. Faremo il primo passaggio con i correggiati, quando battevano il frumento a mano, poi una serie di trebbiatrici d'epoca piccoline soprattutto che facevano girare col moto umano, poi moto animale, poi le prime trebbiatrici più importanti con i motori stazionari, macchine a vapore, trattori, fino ad arrivare alle 20 trebbie di oggi, insomma.